grazie. Ci sentite? Sì? Sì. Ok, allora... Sì, benissimo. Ci sono collegati la dottoressa Giannasi e la dottoressa Gabriela Cucco del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale del Dipartimento di Oristano. Quindi loro sono collegate, quindi ti ascolteranno tramite il video e poi giustamente faranno il loro intervento e speriamo che possano sentire anche il nostro intervento. Quindi vi chiedo per gentilezza tutte le volte che qualcuno deve intervenire si siede in questa postazione, perché questo microfono è fisso ed è collegato col computer. Rinnovo i saluti a tutti quanti, scusateci però purtroppo c'è stato anche questo funerale, quindi anche molti dell'organizzazione sono impegnati perché sono anche dei parenti stretti della buonanima. Questa manifestazione che inizia, diciamo, con questo convegno riguarda sia l'Enesa di Atonto che di Ichnos, ma in modo particolare il convegno di stamani riguarda la sezione di Ichnos. Ichnos è un marchio storico del comune di Sedilo che ha uno scopo importante, che è quello della beneficenza e soprattutto ricordare dei temi importanti per la regione Sardegna, che sono quelli della donazione di sangue, quindi la talassemia, gli incendi boschivi, ed è proprio il tema di oggi, e poi lo spopolamento delle aree centrali. Ed in parte sono anche temi collegati tra di loro. Si continuerà questo pomeriggio con la rassegna musicale proprio in occasione di Ichnos, mentre la parte che avete visto degli stand, quindi la parte enogastronomica, culturale e sportiva, riguarda invece la sezione dell'Enesa di Atonto, che è una manifestazione che l'amministrazione comunale sta portando avanti dal 2017 e che sta iniziando a decollare negli ultimi 2 anni, a parte l'ultimo che ovviamente è saltato per i motivi che tutti conosciamo. Quindi procediamo direttamente anche con gli interventi fra un attimo e vi chiedo la cortesia tutte le volte che qualcuno vuole intervenire di avvicinarsi col microfono, perché ripeto ci sono collegati anche la dottoressa Gennasi e la dottoressa Cucchi, quindi soltanto così possono sentire gli interventi e poi possono ovviamente anche loro ribattere sulle cose che emergono durante la discussione. Alla fine di tutto il professor Mario Di Rubo, che si è sempre occupato di molte tematiche, ma in modo particolare anche degli incendi, trarrà, diciamo, delle conclusioni. Il convegno è comunque registrato e cercheremo comunque di elaborare un documento da presentare anche in regione, se ci sono le condizioni per poterlo fare, ma pensiamo proprio di sì. Tra l'altro dispiace fare un appunto perché ovviamente devono partecipare anche, ci sono ovviamente rappresentanti del Corpo Forestale, anche dall'Agenzia Forestale e dagli organi regionali, mentre da parte dell'assessore dell'ambiente e dell'assessore dell'agricoltura ci aspettavamo qualche intervento per motivi vari. Comunque non si sono presentati né la parte politica ma nemmeno la parte tecnica degli assessorati, e questo un po', sinceramente lo dico, c'è alta, dispiace veramente. Allora, rappresentiamo subito l'ordine. Fra un attimo diamo comunque spazio a Pino Pio, ci canta due canzoni, successivamente verrà anche il tenore sul concerto di Abbasanta. Tra l'altro stanno iniziando a cantare proprio da quest'anno, dopo gli incendi di Monteferro, una canzone per sensibilizzare appunto agli incendi, e quindi ci faranno sentire il loro pezzo. Inizieremo subito comunque col primo intervento col sindaco di Abbasanta, visto che comunque è l'unico sindaco donna presente, quindi per cavalleria diamo la parola a Patrizia Carta, dopodiché Mario farà il suo intervento, lo presenterà anche la sindachessa di Cuglieri. Successivamente interverranno alcuni sindaci come Diego Loi, che non ha bisogno di presentazioni, essendo anche comunque consigliere regionale, ma comunque un viso abbastanza conosciuto soprattutto in questa zona. Poi abbiamo Gianbattista Ledda, lo stesso sindaco di Sennariolo. Mi dispiace che il sindaco di Scalo Monteferro per motivi elettorali non riesce proprio ad essere presente, mi ha chiamato anche questa mattina, però sono super impegnati con la campagna elettorale e non riescono a trovare nemmeno 5 minuti. E quindi salta l'intervento del sindaco di Scalo. Successivamente diamo la parola alla dottoressa Giannasi e alla dottoressa Gabriela Cucco del Corpo Forestale, che interverranno tramite web, e
in seguito l'Agenzia Forestas, che è rappresentata dal dottor Salvatore Mele, che è il direttore del servizio di Nuoro, e il dottor Ugo Tanchis, che invece è responsabile dell'ufficio tecnico di Uristano. Dopo la protezione civile, che è rappresentata sia da Gianfranco Porcu, ma l'intervento sarà a cura di Maurizio Zucca, poi che è il responsabile invece della protezione civile di Oristano, se non ricordo male, vero Maurizio? Ok, perfetto. Ovviamente poi chiunque può prendere la parola, ci ringrazio anche il sindaco di Ghilarza che è presente, quindi ovviamente tutti possono parlare e avvicinarsi qui al microfono. Quindi a questo punto io direi, tra l'altro, vabbè, forse ho dimenticato di dire la cosa più importante, che è l'argomento di oggi, che è la Sardegna e gli incendi, la situazione dopo l'estate 2021. Quindi lo scopo di questo convegno e di questo tema così importante è quello di avere degli spunti. Ci sono comunque, soprattutto c'è la parte tecnica della regione, che sono coloro che tutti gli anni sono direttamente coinvolti sul campo, e quindi sia da parte loro che da parte nostra dovrebbero nascere dei suggerimenti per combattere questa piaga che soprattutto quest'anno ha creato tantissimi danni, e dal punto di vista ambientale ed ecologico, e soprattutto i nostri ecosistemi sono stati veramente danneggiati, e quindi probabilmente bisogna interrogarsi anche se la macchina antincendio funziona o non funziona. Probabilmente questo è quello che penso io. C'è da rivedere qualcosa, anzi ci sono da rivedere diverse cose, perché diversamente noi in pochi anni ci troveremo la nostra terra completamente distrutta, ma penso che su questo aspetto siamo tutti quanti d'accordo. A questo punto direi di passare direttamente la voce, neanche la parola, a Pino Pio, che ci canta 2 brani. Ho già dato il
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno a tutti. Tre buongiorno vanno benissimo, anche per affrontare questa bellissima iniziativa organizzata dal Comune di Sedilo. Ringrazio il Sindaco. Mi spiace purtroppo non poter assistere per tutta la giornata per degli impegni che ci vedono coinvolti nel Comune di Abbasanta. Abbasanta, di cui sono il sindaco da circa un anno, quasi un anno, e vi devo confessare che una delle cose su cui riflettei quando pensavo di candidarmi a sindaco fu il problema degli incendi. Come lo affronterò? Perché in qualche modo erano degli aspetti che faceva parte del pacchetto e purtroppo per me l'ho riscontrato nel corso dell'anno. Abbiamo subito un incendio il 12 e il 13 luglio del 2021. È partito dalla zona, per chi conoscesse il territorio, comunque dalla zona al confine tra Paulilatino e Tancarreggia, e con la presenza di un fortissimo livello poi è risalito verso la campagna. Ha distrutto circa 300 ettari di territorio, vero sono delle briciole probabilmente rispetto a quello che è accaduto nel Montiferru, però è la tragedia dell'incendio che si è vissuta, che si continua a vivere e che si è sentita particolarmente. Ha bruciato dei pascoli, dei boschi, sia privati che comunali, delle coltivazioni. Uno dei problemi peggiori e una delle preoccupazioni maggiori è stata il lunedì per la presenza di scout. Vi è una base scout e vi erano 75 ragazzi, quindi quella è stata un'emergenza immediata, ovviamente, perché occorreva evacuare la sede scout, e con l'intervento del CAIP si è prontamente risolto insieme a tutti i mezzi di soccorso. Quindi ha danneggiato moltissimi allevatori, compromettendo il pascolo estivo, ha distrutto le recinzioni, ha lasciato dei tancati liberi. E per quanto riguarda il bosco invece occorre aspettare la primavera per capire quale sarà il danno esatto. Il motivo sterpaglie, la presenza di sterpaglie, terreni incolti e l'abbandono delle campagne. 20 anni fa nel territorio preso in considerazione era per lo più coltivato a vigne e oliveti, quindi questo consentiva di tenere pulito il terreno, o comunque limitava, impediva maggiormente gli incendi. Ora questo non accade. Le criticità che noi abbiamo evidenziato, ma tra l'altro di cui avevamo discusso anche prima della stagione estiva, proponendoci un altro obiettivo, e poi confermato dopo gli incendi, possiamo raggrupparli in due temi: la mancanza di bacini per l'approvvigionamento dell'acqua utile ai mezzi di soccorso e la scarsa, se non quasi nulla, polizia delle strade rurali, che consente un libero accesso anche per i mezzi di soccorso. Ripeto, questo è un argomento che noi affrontiamo come amministrazione anche tra la primavera e inizio estate. Perché? Perché puntavamo al fatto che sarebbe stato utile e volevamo che le campagne fossero ripopolate, insomma far sì che quella campagna diventasse una risorsa oltre che la risoluzione di un problema. Diversi abbasantesi risiedono in campagna, abitano stabilmente in campagna, però vi è anche la necessità e anche l'interesse da parte di alcuni di voler, non dico tutti andare a vivere, però perlomeno prendersi cura di alcuni terreni di cui sono proprietari.
E quindi il fatto di creare dei bacini d'acqua e di pulire le strade, questo tornerebbe utile. Facendo una considerazione globale, è ovvio che a maggior ragione, poiché era stato oggetto della nostra discussione, rimarchiamo e vogliamo lavorare affinché questi bacini vengano realizzati, soprattutto perché abbiamo un elemento a nostro favore: il nostro territorio è ricco d'acqua, e l'altra cosa è quella di intervenire nella pulizia delle strade rurali, che consentirebbe ai mezzi di soccorso di poterli di poterli utilizzare nel caso dell'emergenza, ma anche rappresenta per loro stessi una via di fuga nel caso di un incendio, così come anche dei proprietari che volessero vivere la campagna. Vuol dire ripopolarla, tenerla in qualche modo pulita, non del tutto, e soprattutto rappresenta un presidio per il territorio, perché quando la campagna o quel dato territorio viene rifrequentato, risulta essere un ulteriore deterrente per un eventuale malintenzionato. Cosa occorre? Allora, noi probabilmente come comune, faccio mea colpa, potevamo fare di più, sempre si può fare di più, però abbiamo fatto anche il possibile nella pulizia della campagna. Abbiamo un solo operaio, io parlo per il singolo comune di Abbasanta, ma parlando con diversi sindaci so che questo problema è comune a tanti altri. Quindi io confido che prossimamente, con l'aiuto delle istituzioni, di un tavolo tecnico, con una collaborazione a rete anche tra i diversi comuni, una regia preferibilmente regionale. Infatti mi spiace non ci sia nessuno presente stamattina al convegno, come ha già premesso il sindaco di Sedilo. Si ha necessità quindi di fondi e di risorse umane. Diversamente mi dispiace pensare che qualcuno durante l'emergenza, quando forse mi sono eccessivamente preoccupata, lamentata, mi hanno detto: guarda, c'è tanta volontà, adesso tutti parlano, faremo qualcosa, e ne sa qualcosa anche, lo comentiamo proprio con il sindaco di Sedilo, però qualcun altro mi dice: passato il tutto ci si dimenticherà di nuovo e se ne riparla alla prossima stagione. Ecco, forse sono ottimista, forse sono ancora nuova, ma confido veramente che quello che è successo nel 2021, soprattutto ciò che è successo ai nostri vicini, che ci ha toccato particolarmente, perché abbiamo vissuto l'allerta per tutto quel periodo. Io vorrei che non passasse come la solita frase, il solito pensiero di tanti altri stati di incendio. Grazie. Allora, io non uso il microfono, penso di essere abbastanza vocalmente esercitato per poter parlare senza microfono. Sono particolarmente onorato e orgoglioso di essere qui, ringrazio l'amico e spesso e volentieri il mio sindaco, perché lavoro moltissimo con lui, però sono particolarmente orgoglioso di un altro aspetto. Io dico che il fuoco si combatte aprile-maggio, non si combatte quando il fuoco arriva, e oggi abbiamo voluto invitare la sindaca di Cuglieri, la sindaca del Consiglio Comunale. Non lo sentono loro perché non hanno microfono. No, dovresti prendere invece il microfono un attimino, perché altrimenti ti sentono loro. Allora, sono particolarmente orgoglioso, dicevo, di essere qui e di presentare la sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cuglieri, con cui abbiamo fatto un lavoro abbastanza solido, ci racconterà lei. Ha avuto diverse iniziative, ha suggerito diverse iniziative, e del tavolo tecnico che parlava la sindaca di Abbasanta noi l'abbiamo già previsto a Cuglieri con tutti i mini sindaci della Sardegna, a cominciare da Barrali, Villasor, Logliastra. Troveremo il modo per farli arrivare e parlare di questa grande tematica che ci riguarda tutti. Una sola cosa:
volevo dire a Patrizia, abbiamo fatto già qui un altro convegno quando c'è stato il grande incendio che riportano queste immagini di Ardauli, di Piscano Montiferro, abbiamo fatto delle trasmissioni televisive, ce ne siamo andati, la sala era ultra piena e c'è l'attuale sindaco che allora era vice sindaco che si è infuocato contro le istituzioni di cui io sono particolarmente arrabbiato come orgogliosamente cittadino sardo, che si sono dimenticati. Meno male che c'è quella sana valentia sarda che ha provveduto a sostituire quello che avrebbe dovuto fare la regione. Allora io non dico di prendere i forconi, ma ci dobbiamo arrabbiare perché non è più possibile andare avanti così. Io comincio a fare sensibilizzazione dai giovani, adesso le passo la parola perché giustamente è lei che ci dovrà riferire, però hanno avuto delle idee fenomenali, ve lo racconterà lei. Grazie Alice di essere venuta, grazie del sacrificio che hai fatto perché oggi voleva starsene a letto fino a tardi perché la scuola era chiusa per ragioni di elezioni, invece è venuta qua. Grazie ancora e grazie anche alla mamma. Buongiorno a tutti, io sono Alice e sono la sindaca del Consiglio Comunale dei ragazzi e ragazze di Cuglieri. Cuglieri è uno dei paesi più colpiti dall'incendio che ha colpito il Montiferru e infatti è stata una notte d'inferno perché in poche ore si è visto tutto il lavoro di una vita e tutti i ricordi legati a quei posti bruciare davanti agli occhi di tutti. Sono stati bruciati dal fuoco intere campagne, bestiame, capannoni, ma soprattutto uliveti che rappresentavano il nostro paese. Anche in famiglia abbiamo vissuto questi sentimenti perché tutti gli uliveti che avevamo sono stati bruciati e insieme a loro anche tutti i ricordi legati agli uliveti, dove io sono sempre andata sin da piccola e dove mi sono divertita con la mia famiglia e con i miei nonni. E adesso vedere tutto così mi spezza il cuore. Anche vedere i miei genitori che piangono mentre guardano andare in fumo i sacrifici di generazioni mi ha fatto molto male. Ma nonostante tutto noi abbiamo deciso di non arrenderci e come tanti hanno deciso di fare riformeremo di nuovo il nostro oliveto per poterlo rivedere bello come era prima dell'incendio, anche se ci vorranno molti anni. Ricordando quei giorni mi ha colpito vedere tutti i pastori che si facevano viaggi di diverse ore per portare le balle di fieno nelle zone colpite, perché questo mi emozionava, perché era come un segno che diceva che passo dopo passo tutto si sarebbe risistemato. Una cosa che mi ha fatto molto male è pensare a tutti gli animali che non sono riusciti a scappare dal fuoco e per questo ho anche sostenuto un progetto dove si cercavano volontari che andassero nei monti a distribuire fieno e mangime agli animali che sono riusciti a salvarsi dal fuoco ma che sono rimasti senza cibo. Ho mandato una lettera a nome del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze a diversi giornali per fare in modo che la notizia si diffondesse il più possibile. Nel mio piccolo ho cercato di rendermi disponibile per dare una mano dove c'era bisogno e questo è stato possibile anche grazie all'aiuto dei miei genitori e impegnandomi riuscivo a sentirmi bene con me stessa perché sapevo che stavo facendo qualcosa di utile e di importante. Ho cercato di coinvolgere anche i miei amici a venire con me e ho partecipato alle giornate di bonifica che sono state organizzate per pulire le strade di campagna e i terreni dalla ferraglia e dal vetro che il fuoco, avendo bruciato tutto, ha messo in risalto. Nei primi giorni dopo l'incendio in alcune case mancava ancora l'acqua e perciò mi sono resa disponibile a distribuire gas nelle abitazioni e con tanti volontari ho aiutato a spostare i beni alimentari e a preparare le scatole di viveri per le famiglie bisognose. Ho fatto tutto questo con piacere perché così tutti insieme stavamo dando un segno di ripartenza al nostro paese e mi sono divertita anche ad andare alle giornate di bonifica essendo oltretutto insieme ai miei amici e non vedo l'ora di andare alla prossima perché non solo stiamo cercando di migliorare quel poco che è rimasto ma perché se si fanno le cose con piacere e in buona compagnia ci si diverte e riescono anche meglio. Grazie di questa tua testimonianza che è stata veramente eccellente. Io ti sono molto grato per tutto quello che fai, per le iniziative che vorrai prendere. Lavoreremo insieme, anche insieme agli altri sindaci. Volevo anche ricordare il sindaco di Santo Lussurgio, Gioele, che ha già partecipato a qualche manifestazione, perché i sindaci...
il mini sindaco Gioele che ha partecipato insieme a te a qualche altra manifestazione, e quindi ne sono molto grato anche a lui e anche agli altri naturalmente, che per fortuna non sono stati interessati dal fuoco, ma comunque hanno espresso il loro sostegno alle diverse iniziative. Grazie ancora Alice per tutto quello che hai fatto, ma soprattutto per quello che faremo e che farai. Grazie infinite. Questo è il momento del sindaco di Sant'Olo Sorgio, Diego Loi. Buongiorno a tutti. Intanto grazie al sindaco di Sedilo per questo invito e complimenti per l'iniziativa. Saluto i colleghi presenti, insomma gli ospiti, anche le dottoresse che sono in collegamento in videoconferenza, la dottoressa Giannasi e la dottoressa Cuccu. Diciamo che è particolarmente complicato, così come è il fenomeno complicato, poter provare a dare un contributo fattivo, costruttivo e positivo all'argomento, nel senso che quello che è capitato appunto dal 23-24 luglio in poi, insomma anche i giorni prima, poi c'è un tema anche legato alle modalità con le quali vengono riconosciuti i disastri, le calamità, e quindi anche un senso di equilibrio tra i territori, perché quel comune viene riconosciuto, perché quell'altro no. È il caso di Abbasanta, così parliamo anche di questioni concrete. Quindi dicevo, ragionare sui temi che hanno caratterizzato quei giorni in termini di motivazioni. Sappiamo che sono ancora non concluse le indagini, però pare che non vi sia nel disastro del Montiferru, come è stato simbolicamente chiamato, delle motivazioni di carattere doloso che introducono un ragionamento importante. I giorni successivi sono stati un totale stravolgimento della quotidianità, che è stata, dico, le cui difficoltà e cui grande tensione emotiva è stata lenita e un po' supportata dalla ondata travolgente di solidarietà. Lo dico come esperienza personale, ma insomma credo che l'abbiano vissuto anche gli altri colleghi. Sono stati dei momenti dove questa presenza costante, cioè l'idea di un supporto forte, abbia in qualche modo spostato, diciamo, quel rischio di crollare rispetto a un territorio o a situazioni che venivano, diciamo, completamente stravolte. Quindi l'idea del fatto che non si finisse mai, questo incendio non finisse mai, continuavamo ad avere paura, non si dormiva, ma questo fa parte, dicono, del ruolo del sindaco, no? Che insomma è un super uomo che non ha neanche la possibilità di vivere una vita tra virgolette normale. Però tolto questo, in realtà questo stato, diciamo, di continua emergenza e di continue relazioni con tutto ciò che era oltre il comune, oltre la realtà territoriale, che veniva però in soccorso alla comunità. E questo ha fatto molto bene ed è stato anche lo strumento, il mezzo attraverso il quale da subito, io questo lo voglio dire, ne parlavamo un attimino prima fuori, da subito, lo ribadisco, i comuni, quindi le amministrazioni locali, che vuol dire le comunità, si sono strette attorno dei ragionamenti, ripeto, immediati sul giorno dopo, cioè su che cosa fare nei giorni dopo, che è stato un argomento e che è argomento, diciamo,
ancora attuale. Non vorrei cadere in argomentazioni che vanno nella direzione della programmazione degli interventi per la ricostruzione. Rischierei, essendo consigliere regionale di opposizione, di intraprendere una direzione che non vorrei prendere in questo tavolo. Questa settimana prossima andrà in discussione in Consiglio regionale il provvedimento che ha all'interno una sezione dedicata agli incendi, insomma, i 20 milioni di euro se rimarranno tali che, insomma, secondo la direzione che queste risorse prenderanno, andranno a supporto, diciamo, di alcune azioni di ricostruzione, insomma, intanto di interventi immediati per quanto riguarda il rischio idrogeologico, tutte, insomma, le conseguenze determinate dall'incendio, e poi dall'altra parte, insomma, quello che è un grande tema che riguarda appunto il sostegno ai privati. Mi ha colpito molto il discorso della sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cuglieri, che è una fotografia, anzi una rappresentazione assolutamente coerente, molto animata ma vera, di quello che è il problema tra i vari, ovvero quello di intervenire a supporto delle comunità e trovare gli strumenti giusti perché le comunità possano, diciamo, non perdere quella speranza di ricrescita e prospettiva che in realtà questo incendio ha in parte cancellato. Io credo che molto di questo tutte le istituzioni ai vari livelli, ripeto, non credo che qua sia il caso di entrare troppo nel dettaglio di alcuni ragionamenti perché sono articolati. Io credo che il danno maggiore sia nei confronti dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi che rispetto a quel territorio, rispetto a quella porzione così rilevante di territorio che nella sua complessità e articolazione è stato molto danneggiato, credo che su quella risorsa, su quella dimensione territoriale, molto le amministrazioni, così come già stavano facendo in forma coordinata, lo dicevo prima, hanno impostato delle politiche di sviluppo, hanno ragionato in termini di opportunità che i territori danno o che i territori possono dare alle proprie comunità. Lo citava il sindaco di Sedilo prima, i temi sono talmente intricati per cui un tema dell'incendio in realtà è direttamente collegato al tema anche dello spopolamento. Si citava prima il tema della pulizia delle campagne, della vita nelle campagne che non è più quella di 20, 30, 40, 50 anni fa. Un argomento che a me solletica sempre molte riflessioni, anche talvolta delle risposte che possono non essere, insomma, secondo il punto di vista, apprezzati. Io dico per fortuna che non siamo come 50 anni fa, perché pensare che oggi la campagna o il monte si viva a Cadde Ainu, insomma, probabilmente il tema non è quello. Il tema è quello delle strategie che la politica, le istituzioni a vari livelli devono mettere in campo per far sì che tutto ciò che è accaduto adesso non riavvenga. Il punto di partenza è che superata questa fase della quale, insomma, per fortuna che ancora riceviamo attestazioni di solidarietà da varie parti, altrimenti se dovessimo pensare che il problema si risolva attraverso, diciamo, un intervento puntuale, tempestivo e centrato da parte di chi in questo caso sarebbe dovuto intervenire direttamente, insomma, diciamo che non è esattamente così. Il tema della tempestività, che è un tema
diciamo direttamente collegato a quello delle risorse necessarie per la ricostruzione, poter intervenire in maniera puntuale su alcuni ambiti, è un tema sostanzialmente determinante. È lo stesso tema di cui credo parlava la sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cuglieri quando dice che intervengono direttamente, immediatamente, perché hanno bisogno di concepire la prospettiva, di immaginare che da subito possa esserci una ricostruzione. Io credo che questo sia uno dei temi. Le modalità attraverso le quali intervenire sul territorio io credo che lo sappiamo. Lo dicevamo prima in una chiacchierata informale, prima della riunione. Io credo che le amministrazioni locali, cioè le comunità locali, abbiano ben chiaro quali siano le proprie prospettive di sviluppo, sappiano chiaramente, supportati da tutti gli enti e le istituzioni, quale debba essere il percorso attraverso il quale costruire programmi di sviluppo, immaginare interventi di un determinato tipo, fare rete, che già lo si fa, cioè ce lo stiamo dimenticando costantemente, ma le reti e le relazioni territoriali sono in realtà già in atto. La conoscenza della dimensione locale è già presente nei territori e allora bisogna che chi si occupa e che chi deve occuparsi di mettere a sistema nell'ambito di una tragedia come questa varietà, diciamo, di competenze e di conoscenze, è lì che bisogna andare ed è lì dove non bisogna perdere tempo, perché noi stiamo ancora parlando di cose che sappiamo, parliamo di elementi che devono essere perseguiti, parliamo di interventi urgenti legati all'idrogeologico, parliamo della ricostruzione del patrimonio forestale, boschivo e forestale io parlo chiaramente dell'ambito del Montiferru in questo caso. Bene, lo sappiamo già e non si capisce come mai in realtà questa conoscenza, questa sapienza non si traduca in operatività. Questo è un vero mistero. Chiudo perché insomma, probabilmente la sto facendo troppo lunga e il rischio un po' era questo, però capite che insomma, in questo caso gli argomenti sono veramente tanti, anche perché io presiedo l'Unione dei Comuni del Montiferru, che ritengo anche in questo ambito abbia dimostrato come le amministrazioni locali, le comunità locali sono già avanti rispetto a, diciamo, delle visioni o prospettive o programmazioni o progettazioni o pianificazioni, come le vogliamo, di medio-lungo termine. Servono gli strumenti. Gli strumenti vuol dire la possibilità di poter mettere in pratica quelle che sono le idee, ricordandosi, qua c'è un moto di orgoglio di carattere identitario, che lo continuo a dire perché lo vivo molto, è come una sorta di schizofrenia tra Cagliari e territorio, e lo dico anche come vicepresidente della prima commissione in Consiglio regionale, che è la Commissione Autonomia, che ci si dimentica, purtroppo troppo spesso, che in realtà il territorio sardo, così come l'ambito istituzionale, evidentemente non solo regionale ma nazionale, ha come sua cellula fondante i comuni. Quindi vuol dire che a me sembra particolarmente inconcepibile il fatto che si possa ragionare in termini di pianificazione, in termini di programmazione, in termini di interventi che riguardano il destino di quella comunità che è la titolare di quella porzione di territorio, senza coinvolgere o senza considerare che il primo punto di riferimento è quella comunità. E allora questo noi ne abbiamo parlato in tanti tavoli, in tante, diciamo, rapporti tra il territorio e le istituzioni deputate, ognuna per il proprio ambito, in questo caso così forte, di ragionamento sulle prospettive di crescita. Io quello che continuo a dire, e lo sollecitiamo sempre anche come comuni, è quello di ricordarci appunto questo, che
Oggi più che mai le comunità devono essere protagoniste del percorso di ricostruzione e questo è importante che sia il primo prospettiva, il primo approccio attraverso il quale si ragiona in termini di ricostruzione. Grazie. Allora, adesso diamo la parola al sindaco di Sillario, Gian Battista Ledda, e successivamente ringrazio anche nel frattempo sono arrivati i nostri amici di Abbasanta, e poi Don Bongili che nonostante i vari impegni è venuto e daremo anche la parola a Don Bongili subito dopo. Buongiorno a tutti. Aspettiamo Salvatore. Senza padrone di casa non si inizia. Assolutamente. Grazie Salvatore per l'invito, era doveroso venire per ringraziarvi come comunità di Sedilo per la vicinanza e solidarietà. Lo diceva prima Diego. Immediatamente dopo l'incendio non ci hanno lasciato soli, i sardi, le comunità circonvicine soprattutto. Salvatore è venuto di persona a portare il saluto della vostra comunità guidando la delegazione di allevatori che ha portato un contributo materiale. Saluto tutti i presenti, i colleghi sindaci, fa piacere che sia presente anche Pasquale Onida, già assessore, consigliere regionale, presidente della provincia, conoscitore dei nostri territori. Quindi potete immaginare quello che è accaduto in quei giorni. A noi non piace fare la telecronaca perché l'incendio prima o poi l'abbiamo vissuto tutti. È importante partire dai giovani. Lo ha detto bene il sindaco delle ragazze e dei ragazzi di Cuglieri. È proprio un'opera educativa, va fatta a partire dalle scuole, per esperienza personale. Dopo l'incendio dell'83, Patrizia, a me il fuoco non faceva paura, perché il mio primo incendio l'avevo vissuto nell'83, avevo appena 7 anni e ricordo ancora quelle immagini, le montagne del Montiferru occidentale fino alla nostra vallata in fiamme. Subito dopo quell'incendio, agosto dell'83, alla ripresa delle attività scolastiche, le insegnanti di allora, di una pluriclasse, oggi demonizzata la pluriclasse, però nelle piccole realtà, perché Diego faceva riferimento alle comunità, le comunità avevano tutti i servizi compresa la scuola, no al fuoco, è un fatto culturale, ma noi stiamo abbandonando la cultura, stiamo lasciando le comunità a se stesse perché sono un fatto numerico. Il mio comune è destinato a morire tra 20 anni secondo le statistiche. Quindi organizzarono quelle maestre intelligentemente una serie di incontri con l'allora responsabile dell'ERSA, signor Usai, ricordo ancora, il comandante della stazione forestale di Cuglieri e gli anziani del paese che avevano partecipato alle operazioni di spegnimento. Ricordo ancora come si conduceva la campagna antincendi in quegli anni, perché mio padre era vigile urbano, non c'era la squadra comunale negli anni subito dopo l'incendio, solo per alcuni anni, poi non la ricordo più, ma quella radio vicetrasmittente veniva portata a casa e quindi insomma la materia la si masticava già da bambini e quelle nozioni ce le insegnarono in quelle lezioni, come ci si approccia all'incendio. Mi sono tornate utili anche nell'evacuazione di quella notte, perché non è semplice evacuare un intero paese, per quanto sia formato di sole 155 persone, anche perché avevamo un altro problema. Qualche minuto prima parte del paese di Cuglieri era stato evacuato a Sennariolo, quindi immaginatevi la situazione.
Diceva Patrizia, l'amministrazione avrebbe potuto fare di più. Io l'ho fatto un esame di coscienza, sinceramente mi sento di aver fatto tutto. I compiti a casa sono stati fatti, ma già dagli anni precedenti. Un'ordinanza antincendi provocatoria nella quale ci si inventa l'area limitrofa al perimetro urbano. Primo anno in cui ero sindaco, nel 2015, scusate, l'anno successivo, nell'ordinanza introdusse una frase che era un po' un abuso, ma voleva essere un punto di riferimento anche per il legislatore, in cui dicevo che qualora non si fosse adempiuto all'ordinanza, mi riferisco alla pulizia degli orti, l'amministrazione si sarebbe sostituita gravando le spese sul soggetto privato. Qualche giorno dopo, perché sembra che le ordinanze non le lega nessuno, mi chiamò un paesano che vive nel continente, diciamo noi, e disse: ma guarda, tu sei anche avvocato, ma lo sai che questo non lo puoi scrivere? Quindi mi sono trovato costretto a rettificare l'ordinanza, ma non perché avessi paura delle conseguenze, perché non aveva senso. Ma allora ci vuole tanto adottare il sindaco di poteri sostitutivi, primo aspetto. Altro elemento operativo: la Sardegna deve avere il coraggio di fare una legge sulle terre abbandonate. C'era il Piemonte a statuto ordinario, altrimenti le ordinanze che noi scriviamo, comprese quelle regionali, ce le leggiamo. Anche perché poi la sanzione irrisoria è quella del sindaco, sono 50 euro, perché noi agiamo secondo i poteri che ci conferisce la legge dello Stato, non l'ordinanza regionale. Non possiamo combinare sanzioni da 700 euro. Altro elemento fondamentale: perché quella legge, perché la reputo importante sulle terre abbandonate? Poi si trovano i criteri, perché sappiamo che il senso della proprietà è forte, ma se noi lo scriviamo in una legge magari ci sarà anche un ritorno alle campagne, ma non perché lo dice la legge, perché se quelle terre vengono utilizzate, date a giovani imprenditori, giovani cooperative, che possono essere anche le cooperative di comunità, adesso la legge regionale riconosce questo importante strumento, perché noi vogliamo resistere nelle nostre comunità, e lo dimostra il fatto che una comunità si è autogestita in occasione dell'incendio, e non era semplice. Prima, in tempi di Covid, 32 contagiati su 155 abitanti, una settimana e mezzo isolato il focolaio. Siamo nella comunità che resiste a se stessa così. Quindi, come diceva Diego, bisogna partire dalle comunità locali e riconoscere ai comuni l'autonomia che hanno per Costituzione. È un dovere morale, perché la politica di oggi non solo fatta dei sindaci che stanno facendo il loro dovere, ma mi riferisco alla politica regionale e anche nazionale, ha il compito di tracciare i prossimi 20-30 anni. Quello che è accaduto è una distruzione, però sulle ceneri si riparte, si ricostruisce. Diceva il sindaco di Cuglieri: negli oliveti bisogna ripartire subito. Ma non solo gli oliveti di quelle vallate, sono andati bruciati anche i frutteti, nuovi innesti, non se ne parla di questa, l'economia hobbistica, ma se noi trattiamo anche nella terminologia, diamo il giusto nome. Certo che si parla di privati, di pensionati, ma non solo, pensate all'indotto che c'è anche delle partite IVA, ma poi non è il discorso del privato, impresa. Bisogna ricostruire un territorio, perché in quel territorio bisogna rifare economia, che parte dalla campagna, perché un incendio attraversa 30 chilometri non solo per le condizioni meteorologiche avverse. Che risposta è questa? Dice: ma c'era tanto vento. Allora bruciamo i paesi, perché qua stanno rischiando di scomparire i paesi. Cioè, se ne arriva una casa distrutta e 5 danneggiate seriamente, a parte poi il danno alle campagne, i capannoni, il bestiame fortunatamente è stato messo in sicurezza, perché
tornando ai compiti a casa, io mi sono allertato alle 3:15 del pomeriggio, era il mio primo giorno di mare a Esbenas, e tornando a quelle nozioni apprese nell'83 da bambino di 7 anni, si vedeva, perché quello ci insegnarono, che il fuoco poi segue la linea che traccia il fumo, e da quella prospettiva si vedeva perfettamente che il fuoco sarebbe andato a Bosa. Poi è andata diversamente, perché il vento ha girato, come si suol dire, ma si che morì in mare. E quindi ho allertato i primi allevatori, i quali sono scesi subito in campo, e si è salvato il salvabile. Però adesso quello che ci chiedono a noi sindaci e ci chiedono le comunità è concretezza nella ripartenza. Quindi un'esortazione al Consiglio regionale, maggioranza e opposizione, affinché questa legge venga approvata quanto prima, ma non tanto per le risorse messe in campo, che sicuramente non sono sufficienti, e lo sappiamo, però è anche un segno per le comunità che si sentono abbandonate, perché a 2 mesi ci dicono: ma allora quali sono adesso gli step? Abbiamo compilato tutte le schede, però effettivamente qui, certo che sappiamo benissimo, è stato dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale, quelli sono gli step anche da parte del governo, però così come ha agito e sta agendo la macchina della solidarietà, anche la politica deve dare risposte concrete, soprattutto in questa ripartenza che deve essere immediata, ma deve guardare al futuro delle nostre comunità. Grazie. Io darei la parola a Don Mongilli, probabilmente anche altri impegni, e così dopo se ha necessità di andare via si possa dare qua, perché così la sentono la responsabile del corpo forestale e un dirigente, la dottoressa Giannasi e Gabriele Cucco. Non so se state parlando con me, perché abbiamo perso un po'. No, vi sentiamo bene. Ci sente? Voi Adesso sì. ci sentite? Sì. Ci sentite? Sì, adesso sì. Perfetto, dopo l'intervento di Don Mongilli Benissimo. intervenite voi direttamente, grazie. Benissimo. Leggo, perché parlare a braccio a volte ci richiede più tempo, e così so almeno di essere delimitato nel tempo. Intanto, a nome della comunità che rappresento in qualità di parroco, un benvenuto a tutti i presenti, alle autorità e agli ospiti qui convenuti a diverso titolo, con l'augurio di vivere queste 2 giornate con serenità, come momenti di incontro autentico, ricche sotto l'aspetto umano e nella dimensione culturale. Ogni incontro, se vissuto con l'apertura verso l'altro, è sempre momento che arricchisce. Lo è maggiormente quando ad incontrarsi sono persone che provengono da luoghi diversi, con esperienze di vita diverse, con un variegato bagaglio di conoscenze, e soprattutto quando queste persone hanno attese comuni, come in questo caso, dove ci si trova per ascoltare, conoscere, apprendere. L'anno che stiamo vivendo non è particolarmente facile, anche perché segue un anno passato che era stato segnato dalle comuni difficoltà causate dalla pandemia e dal contagio del virus, in cui erano incorsi anche diversi nostri concittadini e cittadini di tante altre comunità. I problemi del mondo del lavoro e le difficoltà economiche conseguenti hanno toccato anche le nostre piccole comunità e messo in crisi tante persone e famiglie. Quest'anno si sono aggiunte le preoccupazioni causate dai devastanti incendi che hanno colpito vasti territori vicino a noi. Non è un problema nuovo questo degli incendi, ma proprio per questo è ancora più deprecabile, perché si tarda tanto a capire
che il male che si fa tocca a tutti, vicini e lontani. Ci conforta la risposta di solidarietà che arriva dalle più disparate parti dell'isola e anche dalla penisola, ma non è sufficiente. Occorre un cambio di mentalità, di cultura, come insiste Papa Francesco nelle sue ultime encicliche, tra le quali soprattutto la Laudato Si. La Chiesa sarda con i propri vescovi si è unita a queste manifestazioni di solidarietà con interventi autorevoli di condanna del male e nel contempo sollecitando le diverse comunità ecclesiali ad interventi concreti di aiuto economico per sostenere la ripresa delle comunità maggiormente colpite. I vescovi della Sardegna hanno pronunciato parole di condanna in un messaggio del 26 luglio 2021 dove esprimono vicinanza alle popolazioni e tristezza nel cuore. E hanno detto: come vescovi della Sardegna proviamo un senso di sgomento infinito nel vedere ancora una volta, a causa degli incendi, la nostra gente soffrire e il nostro territorio bruciare. Particolarmente le popolazioni del Montiferru, della Planarge, dell'Oristanese, ma anche quelle dell'Ogliastra e del Sassarese, si ritrovano duramente colpite dalla furia degli incendi. Il nostro è un grido di dolore e di solidarietà per coloro che hanno visto devastate le loro aziende, gli allevamenti e i prodotti, mentre verifichiamo con loro e con tutti i sardi a quale affronto è sottoposta una natura bella e incontaminata, ma mai troppo apprezzata e né talvolta difesa. Mentre auspichiamo che vengano accertate eventuali responsabilità, scopriamo anche stavolta quanto sia minacciato un incontro pacificato tra l'uomo e l'ambiente e quanto sia decisiva una formazione che, grazie al rispetto della creazione, permetta di custodire il mondo che ci circonda come un giardino, secondo il progetto del Dio Creatore. Nel condividere con i vescovi dei territori colpiti la preoccupazione per quanto sta accadendo, ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando per aiutare le popolazioni colpite, forze dell'ordine e dell'antincendio, forestali e volontari, e incoraggiamo le forze politiche ad affrontare l'emergenza con misure adeguate, scegliendo anche norme legislative che agevolino la prevenzione e scoraggino eventuali attentatori, i vescovi della Sardegna. La nostra Chiesa diocesana, particolarmente toccata nei territori del Montiferru e della Planargia, sollecitata dal Vescovo Mauro Maria, che subito ha provveduto a istituire un fondo di solidarietà, destinandovi immediatamente la somma di 50.000 euro, e con l'indizione di una giornata di solidarietà si è adoperata a far giungere aiuti alle popolazioni colpite. Così era intervenuto il nostro vicario generale, Don Giuseppe Curcu, anche a nome del Vescovo. La drammatica situazione del Montiferru e della Planargia è sotto gli occhi di tutti, con i disastri e la gravissima tragedia che le popolazioni dei paesi coinvolti stanno vivendo. Fin da subito è partita la spontanea e qualificante solidarietà dei singoli e dei gruppi, nonché il doveroso impegno delle autorità preposte. Anche le comunità parrocchiali della diocesi si stanno mettendo in moto per un sostegno e un aiuto che l'evidenza dei fatti impone. Per un maggiore coinvolgimento di tutti, il Vescovo, Padre Mauro Maria Morfino, indice in tutta la diocesi di Alghero Bosa, per la prossima domenica 1 agosto 2021, una giornata di solidarietà che attraverso la preghiera e il generoso contributo dei fedeli
possa venire incontro alle esigenze più immediate delle famiglie colpite. Le offerte saranno versate nell'istituito Fondo Diocesano di Solidarietà a favore delle comunità del Montiferru e della Planargia. In questo fondo potranno confluire tutte le offerte ricevute. La gestione pratica della somma raccolta verrà affidata quanto prima ad una commissione di cui necessariamente faranno parte anche i parroci delle parrocchie interessate per un'azione puntuale, efficace, rapida e trasparente. In questo momento così drammatico, facendomi portavoce anche dei sentimenti del Vescovo e dell'intera diocesi, sento il dovere di esprimere alle nostre comunità così gravemente colpite vicinanza e sostegno nella preghiera per una rapida e fruttuosa ripresa nel segno della speranza cristiana che mai delude. Don Giuseppe Curcu, Vicario Generale. Un primo rendiconto della risposta è riportato nel nostro giornale diocesano Dialogo, nel numero del 30 settembre 2021, a pagina 13, dove il titolo dell'articolo dice: erogati fino ad oggi 320.000 euro, che sono stati così distribuiti: a Cuglieri 165.000, a Flussio 2.000, a Sagama 18.000, a Scano di Montiferro 40.000, a Sennariolo 7.000, a Santo Lussurgiu 20.000, a Trisnurages 69.000, per un totale di 321.000 euro. E saldo nel conto corrente al 23 settembre 2021 112.247,28. Anche la nostra comunità parrocchiale ha partecipato con un primo versamento di euro 1.750, di cui euro 350 sono stati dati dalle socie dell'Azione Cattolica Parrocchiale e un secondo versamento di euro 200 per la somma complessiva di euro 1.950. Ringraziando a nome delle comunità provate dalla sofferenza per la tanto sollecita solidarietà, sia delle istituzioni ecclesiastiche come anche di quelle civili e delle persone che lo hanno fatto a nome proprio, auguro nuovamente a tutti di vivere in serenità queste 2 giornate presso la nostra comunità di Sebilo. Grazie. Grazie a Don Lugili per l'intervento. Stare qua, ci fa piacere. Adesso diamo la parola alla dottoressa Giannasi, che ripeto è la responsabile del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Oristano, e poi subito dopo immagino alla dottoressa Gabriella Cucù, o comunque per gli interventi vedete voi se volete invertire eventualmente. A voi la parola. Grazie, inizio io, dottoressa Cucù. No, non eccepisci. Intanto buongiorno a tutti, grazie per questo invito e grazie per anche la bellezza dell'esordio, dei sentimenti che questo evento drammatico ha suscitato e della sensibilità che emerge da tutti gli interventi degli amministratori che hanno parlato prima di me. Credo che si possa riassumere ciò che è stato detto in poche frasi. Le amministrazioni sanno di cosa hanno necessità, perché lo hanno esplicitato in tutti i modi. La sindaca di Abbasanta ha detto ciò che potrebbe dire qualsiasi tecnico dell'amministrazione pubblica che si occupa di incendi, così come gli altri amministratori. Posso dire che le cose che voi avete chiesto, le cose che avete posto all'attenzione di tutti sono già
scritte in 1000 norme, però bisogna provare a farne sintesi e a metterli in pratica. Questo spero, partendo appunto da quello che ha detto la sindaca di Abbasanta, spero per queste comunità, ma credo anche per tutto il resto della nostra regione, che per l'ennesima volta un incendio di proporzioni non passi nel dimenticatoio dopo i primi momenti di timore, di non vorrei interpretare la rassegnazione. Parto, se mi consentite, da un ragionamento più ampio per tornare alla nostra comunità. Il ragionamento è che dobbiamo prendere atto a livello mondiale le questioni ambientali stanno correndo in un senso, in termini negativi, più velocemente delle nostre possibilità di intervento. Non è un caso che nel 2021 si sono registrati gli incendi peggiori in assoluto a livello mondiale. Solo per citare due numeri, in Siberia, che non hanno le stesse condizioni del Mediterraneo dal punto di vista climatico, in Siberia quest'anno c'è stato un incendio di 1,5 milioni di ettari. In California un incendio di 500.000 ettari. In Italia abbiamo visto in media le immagini che ci hanno rimandato non solo della Sardegna ma anche della Calabria, della Sicilia, che stanno anche della Toscana. E comunque tutto il bacino del Mediterraneo è stato drammaticamente toccato da incendi terribili che solo per la rapidità di intervento delle comunità in Sardegna non si è trasformato anche in un dramma umano, nel senso che la comunità è stata toccata, però per fortuna non abbiamo anche da annoverare tragedie con perdite di vita. Se puntiamo l'attenzione su ciò che accade nei nostri territori, una questione la dobbiamo affrontare, perché tutti i sindaci hanno onestamente posto l'accento su cosa è mancato e mi sento di doverlo fare anch'io. È mancato intanto dappertutto, continua a mancare a livello, soprattutto in Italia, ma anche nelle nostre comunità, la cultura della sicurezza. Siamo ancora molto indietro e lo dico in tutti i termini, in tutti gli ambiti lavorativi, e quindi questo concetto della carenza della cultura della sicurezza dobbiamo impararla a farla nostra e la dobbiamo far nostra anche partendo dalla formazione, dai momenti iniziali della formazione, così come quel che il sindaco ha detto, la scuola, a partire dalla scuola, ma qui tutti i giorni della nostra vita comunitaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire ragionare in termini di prevenzione. E per arrivare al sodo, quest'anno abbiamo visto che qualsiasi macchina antincendio, davanti a eventi che ormai si chiamano mega fire a ragione, perché non sono più gestibili, qualsiasi macchina antincendio soccombe. Soccombe perché stiamo continuando a ragionare in termini di lotta, di contrasto. Noi seguiamo gli incendi e allora forse bisogna capire che gli incendi li dobbiamo prevenire in un altro modo.
Non possiamo solo pensare ad avere acqua, ad avere macchine, ad avere aerei. Questi incendi vengono classificati, una volta che superano una certa potenza, vengono classificati come incendi di sesto, settimo, ottavo livello a livello internazionale, che non sono più gestiti con i mezzi che conosciamo. E qui mi permetto di fare un ragionamento squisitamente tecnico. Io non faccio l'analista, faccio il tecnico. E da tecnico devo dire che dobbiamo avere il coraggio, anche come comunità, di iniziare a fare interventi importanti sul territorio in termini di riduzione di vegetazione. È un discorso, mi rendo conto che è un discorso difficile, soprattutto detto da un ufficiale del Corpo Forestale. Ma vuol dire che o noi interrompiamo il cosiddetto combustibile vegetale oppure continueremo a soccombere. Che cosa voglio dire? Voglio dire che negli ultimi anni, in un strano concetto di paesaggio, abbiamo raggiunto valori per le orecchie e per gli occhi di qualcuno che viene magari in Sardegna a trascorrere le vacanze. Siamo passati da circa 800.000 ettari di superficie definita forestale a bosco a circa 1300 ettari. In realtà questa differenza spesso e volentieri è non di bosco, è di macchia, ma direi anche di specie invasive, direi anche di rovi, di cardi, di qualcosa che con i boschi niente ha a che fare. In questo strano concetto di tutela del paesaggio abbiamo costruito delle coltri di vegetazione che, come qualcuno dice, vanno dal comune di Bonarcado, ma potrei dire dalla Sardegna intera, da nord a sud e da est ad ovest. In questo caso da Bonarcado arriva ininterrotta sino al mare, e al mare forse si finisce, nel senso che l'energia del si riduce prima, viene spenta dall'acqua del mare. Allora mi permetto, sapendo di fare un azzardo, mi permetto di dire che dobbiamo iniziare a ragionare in termini di gestione del territorio per ampio bacino e per ampio comprensorio, con uno sguardo attento su cosa si deve salvare e che cosa si deve conservare e che cosa invece bisogna decidere di ridurre o di eliminare per andare a realizzare, a costruire un mosaico nel territorio formato non più da coltivazioni e poi infestanti e poi immediatamente magari il bosco che pure ci piace. Dobbiamo avere il coraggio di interrompere questa coltre continua con che cosa? Con interventi che sono certamente strutturali, nei quali le piccole comunità riescono poco a fare, ma testano in capo ad altri soggetti, e quindi parlo di pulizia delle strade, tutto ciò che voi stessi avete già rappresentato. Le strade non possono più essere dei tunnel di vegetazione, penso alla 292, no? Come fossero anche i cerchi di fuoco dove deve passare il leone. Qui abbiamo cerchi di vegetazione dove devono passare i mezzi, gli autobus, i veicoli o le persone,
con la vegetazione che in alto si chiude a formare una sorta di tetto, e poi in basso arrivano tutti i cespugli delle pertinenze stradali che non sono puliti. E quindi dobbiamo avere il coraggio di pulire le pertinenze stradali e forse anche allargarci a qualche decina, ventina, 30 metri, e pazienza se perdiamo 30 metri di vegetazione. Dobbiamo iniziare a pensare a fare le fasce, e le fasce devono essere mantenute, quelle che c'erano, non sono state mantenute, e realizzarne di nuovo. Io penso a quello che è successo con l'incendio dell'83, con quello del 94 e con quello del 2001. Bene, a parte la superficie, diciamo, ultima toccata dagli incendi, quei 3 incendi si sono evoluti nello stesso identico modo, in giornate con elevatissime temperature, con vento di scirocco che supera i 35-40 nodi, con umidità bassissima. Quegli incendi partono da Baule Mela e arrivano a Cuglieri, a Trenturares, a Senariolo, se non a Bosa. Allora bisognerà fare qualche ragionamento, vuol dire che tutte le volte, a prescindere dall'origine dell'incendio, dobbiamo evitare che questa accada. E come facciamo? Dobbiamo ragionare non più per singola comunità, anche perché le comunità iniziano ad avere veramente poche risorse di tecnici, poche risorse umane, e quindi probabilmente bisogna ragionare come più ampio comprensorio, con una visione di territorio ampio, e capire dove fare le fasce, dove fare gli interventi di riduzione della vegetazione in termini orizzontali e anche verticali, dove dobbiamo realizzare dei presidi antincendio e come mettere in sicurezza le comunità. Perché quest'anno l'incendio, rispetto agli anni scorsi, ci ha toccato di più e ci ha coinvolto di più e ha spaventato le comunità, giustamente, perché sono stati aggrediti i centri urbani. È vero tutto quello che è stato detto. Un tempo le campagne erano popolate. Un tempo, io ricordo mio nonno che non andava mai in campagna senza avere, anche se lui non era un campagnolo, era un artigiano, ma non andava mai senza il falcetto col quale, strada facendo, ripuliva ciò che trovava di rovi o di frascamenti dalla strada. Le strade in campagna erano pulite, ci si passava. Certo, ci passavano i mezzi di allora, ci passavano gli asini, i cavalli, i carri. Successivamente sono arrivati i mezzi più ampi e le strade invece stranamente sono diventate meno percorribili. Quindi è vero, le campagne sono spopolate, ma non possiamo pensare di poter ripopolare forzatamente le campagne, però dobbiamo provare a pulirle. Dobbiamo provare a pulirle, o almeno pulire le strade, pulire le fasce e trovare dei presidi antincendio, che vuol dire ripristinare le vedette che ci mancano, ripristinare i vasconi abbandonati o vuoti di acqua, provare a realizzare una rete di idranti intorno ai paesi. In America si è ragionato in passato, ma nelle grandi vastità americane, su modelli chiamati Fire Smart Community, cioè delle comunità che si proteggono ripulendo intorno ad ogni nucleo abitato, intorno ad ogni abitazione, in maniera concentrica. Man mano che ci si avvicina alle abitazioni si riduce moltissimo la vegetazione. Da noi probabilmente questo modello
non si attanaglia e non si adatta. E si ragiona con un altro modello, si dovrebbe ragionare con un altro modello che vede insieme sia messa in sicurezza delle singole abitazioni e degli abitati compatti, dei paesi, e sia delle campagne. Come fare? Ci vogliono quelle risorse di cui tutti chiedete conto. Adesso sicuramente ci saranno le risorse di cui si parla nelle norme regionali, nei disegni di legge regionali in discussione, arriveranno le risorse previste dalla protezione civile e quindi dallo Stato, che serviranno certamente per ricostruire ciò che si è perso in termini di aziende, di abitazioni, di infrastrutture, ma dovranno essere, mi auguro, e credo che i sindaci abbiano dimostrato tutta la competenza e la conoscenza dei rischi corsi per poter seguire questa strada. Mi auguro che quelle risorse siano utilizzate ricostruendo in maniera opportuna, cioè tenendo proprio presente l'esigenza della prevenzione in termini di incendio. Si sta lavorando con la protezione civile e tutti gli altri soggetti, mettendo assieme tutte le proposte, tutte le necessità. Si è parlato di come ricostruire, mi immagino soprattutto per esempio i Olivetti, che oltre a rappresentare una risorsa economica importantissima in quelle comunità, rappresentano anche una risorsa culturale di quella comunità. Probabilmente questo si riuscirà a farlo in tempi brevi. Auspico, come qualcuno già sta facendo, che si recuperino le cultivar e le specie locali per ricostruirle veramente in maniera rispettosa di ciò che c'era. Viceversa, e arrivo a parlare di cose più alla nostra portata, parlo di forestali, i tempi per la ricostruzione dei soprassuoli forestali sono diversi. Stiamo lavorando molto su questa partita, ma abbiamo bisogno anche di rispettare quelle che sono le esigenze del bosco. Tutti quanti avete già visto che qualcosa, perché non stiamo aiutando neanche le piogge che non si vedono, insomma, qualcosa sta venendo fuori, segni di vitalità ce ne sono, ma dobbiamo ancora attendere, perché dobbiamo capire dove si deve intervenire per tagliare, per sostituire, per fare interventi ex novo di reimpianto. Una cosa la possiamo dire, abbiamo già fatto un documento che abbiamo messo a disposizione di quei comuni, raccontando, insomma, illustrando quelle che sono le operazioni tecniche che immediatamente si possono fare e come farle per evitare che il dramma degli incendi si segua quello del danno dovuto alle piogge che conosciamo anche quelle, no? Insomma, in autunno le prime piogge sono di solito torrenziali e portano al danno. Quindi abbiamo dato indicazioni tecniche anche per come intervenire, ma di sicuro sulla vegetazione, sulla macchia abbiamo poco da dire, bisogna intervenire tagliando e basta. Lì interventi di taglio né di immediatezza potranno consentire l'immediata ricostituzione delle specie pregiate ovviamente della macchia.
Diverso è l'ornamento sul suolo forestale. Non dimentico, e voi lo sapete benissimo, che Forestas ha pochissime risorse in quei cantieri presenti, mi riferisco a Pavarile, mi riferisco a Cresnuraghe. Ha pochissime risorse, per cui probabilmente su Forestas attualmente non si potrà fare conto, perché dovranno intervenire sui loro cantieri. E quindi, e lo dico perché ci sono appunto in sala rappresentanti degli organi politici, perché diventa un ragionamento politico, che cosa fare e come farlo, bisognerà ragionare su chi fa gli interventi sul bosco. Io credo che i singoli proprietari, le superfici forestali di questo compendio sono fondamentalmente in mano a privati cittadini, il cui condizioni credo non li invoglino granché, a meno che non abbiano una grande passione ad intervenire nella ricostituzione boschiva, per cui io credo che bisogna ragionare su consentire che anche i privati acquisiscano, così come gli hobbisti degli oliveti, dei ristori e possano avere le risorse di intervenire. Bisognerà ragionare sulla opportunità di un intervento di ricostituzione. Chi lo fa? Tornando al discorso di prima, chi lo fa? Nuove assunzioni? Non lo so. Nuovi cantieri? Non lo so. O almeno non lo so, vuol dire che non sono io che posso decidere per le comunità o per la politica. Io non svolgo questo ruolo. Ditte esterne che possano agire rapidissimamente. In Sardegna non siamo famosi per avere grandi ditte abili negli interventi forestali. Un ragionamento bisogna farlo, e bisogna farlo in fretta, perché come voi giustamente avete sottolineato, bisogna dare un segno alla comunità che si sta intervenendo e bisogna darlo a prescindere, perché tutto ciò che di bruciato, di cenere c'è a monte, con le piogge arriverà a valle. Per cui se il fuoco è arrivato in salita verso la montagna, non vorrei che con le piogge a valle, e ripassando per quelle stesse comunità e arrivando questa volta sino al comune di Milis, come giustamente ha fatto presente il sindaco di Milis in altri momenti di riflessione, tutto questo materiale insomma venga trasportato in senso opposto dalla montagna verso il Campidano, danneggiando nuovamente tutte le comunità. Quindi, per concludere il mio intervento, cosa fare? Intervenire sulla prevenzione, intervenire a livello di comprensorio, intervenire con una gestione forestale adeguata che appunto preveda la riduzione del combustibile vegetale, intervenire con potature, diradamenti, decespugliamenti, riduzione delle biomasse, con pratiche agricole consone, e mi permetto da ultimo di dire con interventi di fuoco prescritto. Sino a qualche anno fa il fuoco prescritto non si poteva parlare. Non si poteva parlare, era quasi come dire una parolaccia fuori legge. L'ispettorato di Oristano, io, la dottoressa Cuccu, qualche altro collega, abbiamo deciso che invece di fuoco prescritto se ne doveva parlare e se ne poteva fare uso. Abbiamo iniziato, ve lo dico rapidissimamente, perché potrebbe essere uno degli strumenti da adottare in quegli interventi di riduzione della vegetazione, del combustibile vegetale,
ne abbiamo parlato e abbiamo messo in pratica sin dal 2011 un intervento di riduzione della vegetazione con la comunità di Suni. Quell'intervento, quel progetto è stato portato avanti negli anni e lo abbiamo ripreso anche quest'anno. È praticamente quasi arrivato a conclusione. E con il fuoco prescritto, manovrato, utilizzato come un trattamento del combustibile, si riduce la vegetazione che può essere oggetto di incendio e che mette in crisi le comunità, realizzando delle aree, delle fasce che invece costituiscono una interruzione appunto di quel combustibile. Ci viene in soccorso il recentissimo decreto legge all'indomani di tutti questi incendi che hanno drammaticamente interessato appunto l'Italia, oltre che la Sardegna. Il decreto legislativo 120 del 9 settembre scorso ne vede anche esplicitamente, per la prima volta formalmente, l'uso del fuoco prescritto, vedendolo come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate con l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco. Credo che il decreto legislativo 120 subirà non poche modifiche a breve, perché se ne sta parlando, ci sono state anche recentemente audizioni anche della Regione Sardegna in commissione Camera e Senato. Spero che si arrivi a un documento definitivo che consenta alle popolazioni di rimettersi in sicurezza, recuperando peraltro una cultura che esisteva, perché l'uso del fuoco prescritto noi lo abbiamo recuperato come fuoco forestale dagli anziani che lo sapevano utilizzare. E spero che si riesca, quest'anno abbiamo coinvolto un piccolo gruppo anche degli operai di Forestas, spero che possa essere questo il percorso, formare operai forestali all'uso del fuoco prescritto perché siano messi a disposizione delle comunità per metterle in sicurezza. Ma una cosa le comunità devono fare: pianificare il loro territorio in termini di sicurezza. E ripeto, non è più sufficiente il piano comunale di protezione civile, bisogna ragionare in un piano della collettività, del comprensorio di protezione civile e di sicurezza civile, come ormai gli studiosi lo stanno definendo, cioè realizzare le condizioni perché le singole abitazioni, i centri abitati, le campagne intorno inizino ad essere sicuri. Questo è quello che io posso dire come apporto di esperienza in termini di cosa si può fare, cosa possono fare le nostre comunità. Per il resto ci stiamo adoperando con tutti i soggetti, con la protezione civile, anche con i sindaci che regolarmente intervengono al CCA che si è istituito a Cugliari, e spero che le risorse di cui abbiamo parlato arrivino subito e siano opportunamente e oculatamente gestite dalle stesse comunità. Vi ringrazio per avermi
consentito di essere con voi oggi anche se a distanza, ma anche a questa distanza si coglie l'attenzione, la preoccupazione, i sentimenti che passano, insomma, tra di voi rappresentate appunto dai sindaci, che non dimentico sono l'autorità di protezione civile, la prima autorità di protezione civile per queste comunità. Grazie ancora. Dottoressa, ci sente? Ci sentite voi? Io sì, ancora. Ah, perfetto. Se mi permette un appunto sul suo intervento, ha toccato, lo immaginavo, gli aspetti salienti della prevenzione, della lotta agli incendi, visto anche ovviamente il suo ruolo. Personalmente io penso che ciò che ha detto lei è tutto giusto, però da un certo punto di vista, e mi dispiace, come ho detto in premessa all'inizio di questo incontro, non ci siano le istituzioni, la parte politica, soprattutto l'assessorato all'ambiente, ma anche l'assessorato all'agricoltura, che sono poi alla fine quelli che devono intervenire materialmente, dare disposizioni a voi, anche se spesso il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, l'Agenzia Foresta, la Protezione Civile, soprattutto negli ultimi anni, spesso sono nell'occhio del ciclone e sono il punto di riferimento delle comunità, perché comunque voi state sul territorio e in campo ci siete voi, quindi spesso, soprattutto le vostre 3 agenzie, vengono viste come, passatemi il termine, anche irresponsabili per alcuni aspetti, perché io sono convinto che ci sono tante buone intenzioni da parte di tutti, ci sono anche le norme, però allo stesso tempo manca la parte pratica, perché noi ci possiamo spendere in piani, farci belli, dire tutto il contrario di tutto, ma poi quando sei sul campo che c'è il problema non si interviene come si dovrebbe intervenire. E su questo ci dobbiamo interrogare seriamente. Lei ha parlato di prevenzione, benissimo, e tutti siamo convinti che la prevenzione sia la cosa migliore che dobbiamo attuare. Peccato che mancano le risorse. Lei dice sì, ma non siamo noi che le mettiamo, lo sappiamo tutti quanti, però allo stesso tempo queste risorse perché non vengono messe? Un po' tutti quanti da questo punto di vista ci dobbiamo abbracciare ed combattere un sistema che in questo momento non sta funzionando. Noi anche quest'anno abbiamo avuto problemi con l'Agenzia Foresta e spero che questo serva anche come spunto per l'intervento che ci sarà successivamente. Noi abbiamo chiesto all'Agenzia Foresta di fare delle fasce che tutti gli anni venivano fatte, negli ultimi 2 anni invece questo non è accaduto. Perché? Problemi di mansioni. Ma come si fa a spiegare all'allevatore o a ogni singolo cittadino delle nostre comunità che quegli operatori dell'Agenzia Foresta non hanno le mansioni e non possono intervenire? Sono cose assurde, sono cose burocratiche, quindi ci deve essere un intervento a monte da parte della politica regionale, ripeto, ma anche nazionale, che stabilisca determinati criteri dando dei poteri a chi di dovere, a chi è preposto a dare appunto degli incarichi di sorvolare su questi aspetti burocratici, perché l'ecosistema che noi, l'ambiente che è stato rovinato nel Montiferru, che appartiene a tutta la comunità, a tutte le comunità, all'umanità in generale, prima che si ripristini ci vogliono dei secoli e non tornerà mai come era prima. Quindi noi abbiamo perso un patrimonio ambientale che non ha prezzo, non ha veramente prezzo. E per questo è necessario veramente intervenire sulla prevenzione e sulla formazione anche degli operatori, non soltanto dell'Agenzia Foresta. Abbiamo le compagnie baracellari, il controfuoco è una tecnica che noi abbiamo sempre conosciuto dai nostri genitori, dai nostri nonni. Perché oggi sono soltanto pochissime persone che lo possono attuare? I nostri allevatori lo sanno fare ancora, formiamoli, per carità, è giusto che ci si formino queste persone, però allo stesso tempo quando c'è un problema serio come quello che si è sviluppato quest'anno, e io il 25 di luglio ero sul posto e ho visto un operatore della compagnia baracellare di Sant'Ro Surgio che l'ha applicato e sapeva quello che stava facendo, perché lui è nato in campagna e vissuto in campagna, a momenti un irresponsabile
che comandava a terra le operazioni di spegnimento del corpo forestale, veramente non sto scherzando, stava per mettere delle manette, ed è una cosa assurda, ed è l'unico modo per poter spegnere, intervenire in certi frangenti un incendio di quella entità che sprigionava 40 megawatt di potenza, e soltanto 4 Canadair contemporaneamente potevano fare qualcosa per spegnere quel fronte dell'incendio. Quindi questi sono tutti aspetti, dottoressa, su cui dobbiamo veramente riflettere. Io lo so che ovviamente per parlare e approfondire questi argomenti serve tantissimo tempo, non possiamo in qualche ora risolvere il problema, però è importante che se ne parli per cercare di fare qualcosa veramente per le nostre comunità. Le stesse province, le province sono commissariate da tanti anni, iniziano la polizia delle strade, come lei giustamente ha ricordato, a giugno, ma a fine giugno, a luglio sono ancora operativi, stanno ancora lavorando con la polizia delle strade. È un sistema che non può andare avanti, non si può reggere questo sistema. O si interviene tutti quanti in un certo modo, come ha detto prima il professor Di Rubo, gli incendi si combattono ad aprile, a maggio, è giusto, è così. E tutti siamo consapevoli di questo, ma non si fa abbastanza affinché questo si possa fare. Gli operatori dell'Agenzia Forestas in quel periodo, secondo me, dovrebbero lavorare sulle strade, fare fasce, non lavorare nei cantieri, perché ci sono operazioni culturali che si possono fare in determinati momenti, ma in quel frangente, in quel periodo, bisogna dare priorità alla prevenzione antincendi, perché altrimenti dobbiamo parlare sempre di risorse, ripristinare lo stato dei luoghi, ma non lo faremo mai a dovere, non lo faremo mai a dovere. Scusate lo sfogo, però su queste cose sono anni che ci stiamo combattendo, lo viviamo sulla nostra pelle, tutti i sindaci che sono qui. Ma tu... Sindaco, posso... Assolutamente. Allora, condivido tutto ciò che ha detto. Però su una cosa io non sono d'accordo, quando lei dice bisogna fare la prevenzione a marzo, aprile, maggio, giugno. Ormai, ma se ne parla in maniera fondamentale, si dice che gli incendi vanno spenti 20 anni prima, non 2 mesi prima. Che cosa voglio dire? Forse non mi sono neanche spiegata abbastanza, nonostante pensassi di essere troppo azzardata. Voglio dire che adesso, per fortuna, devo dire, non abbiamo ulteriori rischi perché è tutto bruciato, ma non può essere così. Noi dobbiamo avere le fasce larghe, abbondanti, da sempre, da ottobre dobbiamo intervenire, fare fasce anche intorno agli abitati di interruzione senza pensare al limite tra un comune e l'altro. Il fuoco, il limite dei comuni non lo conosce. Se noi decidiamo o ragioniamo, ma non c'è molto da decidere, perché basta guardare, stratificare tutti gli incendi che si sono ripetuti negli anni, si vede dove partono e dove arrivano. Lì bisogna decidere che bisogna fare un'interruzione di vegetazione. Nel caso parliamo di Bauemela, facciamo lì o di Crachesi, facciamo un intervento di riduzione della vegetazione largo 300 metri e lungo 3 chilometri, e lo facciamo, e deve valere per sempre. Quello deve essere pulito sempre, non deve essere pulito quest'anno e poi ce ne dimentichiamo l'anno prossimo. Lei ricorderà l'incendio che è arrivato a Sedilo, che è stato oggetto di tante polemiche, però ci ricordiamo che alla fine il fuoco è salito, perché sale, è arrivato alla strada principale ed è entrato nelle case. Quella vegetazione non ci doveva essere, vogliamo prendere atto, allora non ci deve essere mai più, non solo quest'anno, poi cambia il sindaco e cambia la situazione. Le dico una cosa, per quello che noi possiamo fare, siccome noi non abbiamo più risorse, non abbiamo più cantieri come ce l'avevamo fino al 2000, non abbiamo più la possibilità di avere le vedette, gli operai, eccetera, noi possiamo mettere le nostre risorse. E queste nostre risorse sono appunto quei gruppi specializzati che si chiamano GAUF, con i quali da anni stiamo facendo la formazione nel caso di Suni anche per gli stessi pastori, per gli stessi allevatori,
per i baraccelli, e lo stiamo facendo tutti gli anni, la formazione per le compagnie baracellari, per quelle che arrivano, che vengono con noi, e che abbiamo sempre invitato anche a partecipare a queste attività di formazione di fuoco prescritto, che ne abbiamo fatto a Suli, ma ne abbiamo fatto qualche anno fa, qualcuno nella Pedemontana verso il Monte Arci, guarda caso anche quest'anno di nuovo incendi a Monte Arci, perché lo sappiamo bene dove sono gli incendi gravi. Gli altri ce la facciamo ancora a gestirli. Gravi, non ce la facciamo. Avevamo fatto la progettazione di un intervento di riduzione di combustibile vegetale a Crachelu. Per qualche ragione io non glielo so dire, perché in quel momento non ero più direttore di servizio, e interromperò anche questa esperienza a brevissimo, nel senso che sono qui ancora forse per qualche giorno, forse per qualche settimana, e poi non sarò più in questa veste, a breve anzi smetterò la mia attività professionale, perché inizio ad averne visti troppi gli incendi, perché ho troppi anni sulle spalle di questo lavoro. Però noi quello che possiamo fare è utilizzare il nostro personale e lo mettiamo a disposizione delle comunità disponibili a fare nei prossimi anni nuovi progetti. La dottoressa Cucu, che resterà e che è responsabile del settore antincendio, non avrà nessuna difficoltà a ragionare con voi, lei e i suoi collaboratori, insomma con voi, di nuovi progetti in altre comunità. Però quello che è importante, e di cui abbiamo parlato, guardi, giusto avantieri in una riunione con gli altri direttori degli ispettorati forestali, comandante, dobbiamo iniziare a provare a portare questi interventi in ambiti pubblici, e cioè, e questo lo dico per voi, iniziate a ragionarci quali sono le aree ma in termini di grande comunità, non il singolo comune che tira, lo vogliamo noi, lo vogliamo noi, non noi arriviamo prima noi, no, in termini di ampio comprensorio, dove è necessario fare gli interventi, noi ce l'abbiamo un'idea. E i GAUF l'anno prossimo lavoreranno per esempio nelle fasce dei cantieri o in prossimità delle strade, però se voi avete un'idea più puntuale siamo disponibili a confrontarci su queste idee, per cui quello che noi possiamo fare lo faremo, ma continuo a dire, non pensate più alla prevenzione di un anno per l'altro, pensate ad una prevenzione stabile. Intorno alle periferie dei paesi ci piacciono moltissimo i boschi, ma non può essere che i nostri comuni siano dentro i boschi, perché ma ormai l'abbiamo detto in tutto il mondo, con gli incendi avremo a che fare sempre, e allora dobbiamo decidere che cosa si deve sacrificare. È meglio sacrificare un pezzo di bosco o vedere le case bruciate, il fuoco che entra nelle abitazioni? Io da forestale non ho dubbi sul fatto che preferisco rinunciare a un pezzo di bosco. Non ho dubbi, sapendo che gli incendi sono tali e tanti e gli aerei non potranno essere un aereo per ogni incendio, per cui dobbiamo cambiare punto di vista. Questo è quello che mi permetto di dire, ormai con quasi 40 anni di esperienza di incendi. La tecnologia va avanti, va bene tutto, però bisogna iniziare a valorizzare le poche risorse che abbiamo e le strategie e la scienza e la cultura che abbiamo. La cultura del fuoco c'era in Sardegna, l'abbiamo persa, la stiamo cultura del fuoco, intendo l'uso del fuoco ragionato, pianificato, dell'uso del controfuoco oltre che il fuoco prescritto. Il fuoco prescritto lo usiamo in termini di prevenzione, il controfuoco in termini di lotta sapiente al fuoco. Lo dobbiamo recuperare e lo dobbiamo diffondere. Io credo che gli interlocutori migliori saranno sempre i baraccelli, gli operai di foresta, gli operatori del corpo forestale, ma dobbiamo ragionare in questi termini.
Non tutti hanno il trattore per farsi le fasce, col fuoco si può intervenire se usato con sapienza e capacità. E poi la smetto perché, come giustamente lei ha detto, potremmo parlare per giorni e giorni, ma credo che dobbiamo lasciare spazio anche agli altri. Grazie di nuovo. Assolutamente, grazie di nuovo dottoressa per il suo intervento. Questo effettivamente aprirebbe il dibattito anche su altri aspetti, sui vincoli, quindi sulla possibilità di vivere i boschi in un certo modo, perché ci sono anche questi aspetti che bisognerebbe trattare ulteriormente, perché lei ha detto cose da me veramente condivise, però allo stesso tempo abbiamo a che fare anche con i vincoli, abbiamo RZPS, RSEC e tanti vincoli possibili immaginare, ma non apriamo la discussione su questo argomento perché altrimenti veramente ci vorrebbero delle giornate. Non so se la dottoressa Cuccu debba fare un intervento, adesso cerchiamo un po' di accelerare limitando anche i tempi perché ci stiamo dilungando un pochettino troppo. Grazie dottoressa Giannasi e passo la parola alla dottoressa Cuccu. Sì, buongiorno a tutti. Sarò velocissima anche perché la dottoressa Giannasi ha espresso in maniera completa e compiuta anche il mio pensiero. Voglio solo dire una cosa, proprio a proposito anche di quello che lei ha detto poc'anzi, cioè ci sono i vincoli, non ci sono risorse. Allora, proprio per superare questi limiti, io credo che la pianificazione sia lo strumento che può venire incontro a questo, perché nella pianificazione vengono superati i limiti, cioè ci sono le deroghe, si possono mettere deroghe a quella che è la normativa generale. È quello che è successo per esempio banalmente anche a Suni. È stato l'ispettorato di Oristano a consentire di poter utilizzare il fuoco prescritto, di poter derogare anche sui tempi degli abbruciamenti, anticipandoli, proprio perché è stato proposto come un piano. Allora, i piani di protezione civile, i piani di emergenza, secondo me adesso non devono più essere improntati sulla gestione dell'emergenza, è tempo che si improntino sulla prevenzione. Ecco il grosso limite. Un piano, come diceva la dottoressa Giannasi, di bacino, di distretto, di comprensorio, può prevedere tutte quelle misure che ordinariamente, non dico che non sarebbero potute essere attuate, però sicuramente con più difficoltà, con molta più burocrazia, con tempi molto dilatati. Invece una pianificazione di questo tipo, mirata alla prevenzione, che può ricomprendere appunto il taglio di boschi, il diradamento, una silvicoltura mirata, improntata proprio alla prevenzione del passaggio del fuoco, e quindi anche una trasformazione dell'utilizzo del suolo. Con una pianificazione mirata questi limiti secondo me si possono superare, però appunto ci vuole l'impegno di tutti, a cominciare dagli enti locali, a cominciare proprio dalle comunità, e le comunità devono essere assolutamente parte attiva in questo, devono essere partecipi e condividere e impegnarsi, ognuno per conto proprio deve mettere il suo. Non aggiungo altro e lascio spazio agli altri, grazie. Grazie dottoressa Cuccu per l'intervento. Allora, io adesso direi di aspettare 2 secondi sul concerto di Abbasanta e dopo passiamo la parola a chi sta sul campo insieme al Corpo Forestale, ovvero l'Agenzia Foresta e la Protezione Civile, che hanno un ruolo fondamentale nella campagna antincendi. Dove sistemiamo? Dove va bene? Dottor Caria, dove ci sistemiamo? Ciao. Come volete. Buongiorno a tutti.
tanto sentono, non c'è no, Pino. mi sento. Va bene, l'importanza dell'argomento avrebbe meritato una maggior partecipazione. Noi diamo adesso un contributo canoro con un'ottava che ha scritto il nostro amico Franco Pinas. Però approfitto della situazione perché ovviamente io, oltre che essere appassionato di canto, sono anche un medico veterinario, quindi diciamo, si è parlato degli esseri umani, si è parlato della flora, dobbiamo parlare anche della fauna. Quindi ricordiamoci bene, allorché si stilano i piani operativi comunali oppure intercomunali, eccetera, della componente animale che ahimè è stata diciamo interessata non in modo massivo, appunto grazie all'intervento diciamo rapido degli allevatori e alla collaborazione che hanno dato dei medici veterinari a titolo volontario. E quindi sarebbe bello che questo intervento di assistenza pediatrica venisse istituzionalizzato, perché spesso e volentieri, voglio dire, quando ci si trova di fronte a questi eventi se non c'è niente di programmato, se non c'è un protocollo operativo, spesso e volentieri appunto non si sa neanche a chi rivolgersi. Io ovviamente dal momento che lavoro in quel territorio, quindi mi interesso del comune di Cugli, di Semerio e di Scammontiferro, ho toccato con mano le conseguenze di questo incendio e ancora le stiamo toccando con mano, e quindi dal punto di vista strettamente professionale l'impegno che deve prendere la classe politica è quello appunto di, come diceva anche la dottoressa Giannasi, di fare formazione innanzitutto, appunto, e poi di istituire dei piani, dei protocolli operativi che prevedano appunto la presenza dei veterinari in questi contesti, per questi eventi appunto catastrofici, che abbiano dei punti di riferimento, diciamo, sia come dal punto di vista logistico, sia per quanto riguarda il ricovero e l'assistenza degli animali. Scusatemi di questa parentesi appunto dedicata agli animali domestici. Noi adesso vi facciamo sentire appunto questo canto a saeretta, un'ottava appunto scritto dal signor Pinas. Posso dire una parola qui? Prego. Allora, intanto, come disse uno scrittore a tavolino, poeta non mi conto, quindi è stato un momento dove vedevo soffrire Peppino, il suo lavoro, dove vedevo soffrire Agostino, vigile del fuoco, perché è a Macomer, quindi ne ha passate brutti momenti anche lui. E mi è venuto in mente di scrivere questa ottava, che adesso così da conto e poi così da canto. Su cavolo del monarca, su poco di un'istinchita male affortunata, a Passolino, usando sull'uovo, finza Santo Lusurdo, da brincata, che diavolo che lei ha tutto a zucco, pusti s'accuglia di piedi sa puntata. Povero lupo e gente mischina su monte reduito alla chisina. Questo è quello che vi canterò. Succato de monarca de su fuoco, de un'istintiva mala fortunata. A passo prosa de slow.
santo lo sordo da che ti auro ireato tu azzurro costi sacuglia rivi salutava ove la gente lo mischina su monte Reduino ad Achisina Zuccado del monarca del suo volo degli istinti da mare affortunata apparso leombrosa ante sullo che da santo rosa che ti auguro a tutta zogo lo schisa con gli arrivi sa lontana poi lo vuoi gente mischina tu non per il lido ad Achisina che ti auguro Solo Reduino ad Achisina grazie. Grazie veramente di cuore per il vostro contributo sonoro e per le parole sia di Pino che di Franco. Adesso diamo la parola, abbiamo detto, a chi comunque tutti gli anni sta sul campo e affronta mille difficoltà, su cui ci siamo interrogati anche in precedenza. Probabilmente questo è un mio pensiero personale. Possiamo migliorare a partire dalle istituzioni, a partire dagli enti locali, però anche il ruolo da parte dell'Agenzia Foresta, Protezione Civile, a parer mio, potrebbe essere rivisto in qualche modo ed essere un po' più operativi, ma questo è un problema della politica, perché giustamente ci sono a monte delle norme assessorate da cui partono ovviamente gli ordini e a cui giustamente bisogna attenersi, quindi io non do nessuna colpa a chi veramente poi sta sul campo ad affrontare i rischi e i problemi, però
nostro modo di vedere, perché comunque ci confrontiamo spesso anche con altri colleghi sindaci, ma quanto emerge in tutti gli incontri c'è veramente bisogno di riformare questo sistema. Quindi adesso diamo la parola innanzitutto al dottor Salvatore Mele, che è il direttore del servizio di Nuoro, che fino a pochi giorni fa, se non ricordo male, era il direttore regionale dell'agenzia Forestas. Grazie Salvatore. Ti sposti qua direttamente oppure... No, forse c'è bisogno... no, c'è sempre lo stesso. Io allego il sardo e l'italiano, la prima parte è la lingua sarda comune. Buonasera a tutti, io torno grazie al suo sindaco de sedi, lo faremo questa iniziativa di importo umano, zuco saluto del suo commissario straordinario, dottor Giovanni Caria, e del suo sostituto attuale, del suo direttore generale, che è il dottor Maurizio Mallucci. Saluto tutti i presenti, le autorità, i consiglieri regionali, onorevole Loi, il sindaco e ex assessore al medio ambiente, onorevole Unida, che è stato presidente della provincia di Aristani. Io non mi intrattengo in questa descrizione di aree foresta, su mese tribulas che hanno stato su Vocu in Montiferru, Travallaiana, fatto 1290 operaios, 303 empleados, 78 quadros, secondo i dirigenti. Sul fuoco di Oganno sono stato sicuramente su Vocu e su Montiferru, su fuoco umano di questo ultimo 40 anni, sono stati di 2,5 ettari fisso e corraggia a questo Montiferru ad un'essendita di 21.150 ettari e va del narre diziosamente non va più morto in corraggia, va da più 9 mortos e 20 fertos, quindi che narre che la protezione civile ha funzionato e ha funzionato bene mascalmente, liberando che si sfida questa popolazione e a suo tempo su, e questo è un fatto mega positivo. Noi come agenzia Forestas narramos che ha più danno sia di foresta de Paparile, che questi semi da 800 ettari, 500 ettari sono andati bruciati, e ha più danno di foresta di Usello, a parte meridionale della provincia di Oristani. Anarau bene la dottoressa e comparto che anarau la dottoressa Giannasi, la doppia dinamica del 1983. In questo caso su vento, via vento di Libeccio, vento del sud-ovest, con una temperatura media bassa e direttamente su fuoco, ragioni casuali, su una macchina che sta in lotta entre Bonarcado e Sant'Ulissurgiu, direttamente ha toccato questo territorio, ma le condizioni climatiche spiano saramatessi in settembrate, in Gadura, e questa cosa praticamente ha determinato un fuoco che ha adattato, come ha narrato la dottoressa Giannari, che bruciare ormai sono anni che non si talla su bosco che si pidu. In questa diese sono parlato da Sant'Ulissurgiu a Collieri e praticamente si dia chiaramente che in cui su patente non fu tallato dai più di 20 anni. Le condizioni climatiche che hanno determinato il danno sono condizioni climatiche veramente particolari, che su in genere cammina da su passo a su alto, a de notte entre su 24 e 29 del mese di Rigolo, su fuoco a camminare da salta su basso. Che hanno condizioni climatiche uguali a quelle che sono determinate, principalmente sono passate in Portogallo su fuoco di Pedrogao, in cui praticamente bahia corrente discenzionale che creano dai sarti in basso e hanno determinato questo danno, praticamente da su tretto che anda da Collieri a Tresnuraghes in 10 minuti il fuoco e sta arrivando praticamente da 6 Collieri a 6 da Tresnuraghes. Non sia possibile mescamente su 24 settimane a intervenire
belle impossibile che morre su Armarau bene di questi sa potenzia poetaria dei suoi quindi 40 mezza megawatt un Canada che può morre de che mezzetta questo è a Salomon con suo potere de che morre su che è effettivamente degradato e Naramo scappa commentare che ad allegare innanzi da me va per il problema delle leggi quindi non si può intervenire in questo bosco o su c'è scriccando in un decreto legislativo nostro 34 del 2018 di intervenire con accordi tra regioni e ministero può stabilire modalità del suo intervento forestale che permettano di non avere necessità di fare dei servizi paesistici. In questo caso si tratta del suo vincolo, in italiano si parla del primo tipo, che praticamente sono autorizzato sull'intervento dell'articolo 149 del suo codice urbano del 2004. Passo alla lingua italiana. Per quanto riguarda i finanziamenti, Foresta dovrebbe avere dei finanziamenti con la legge Omnibus, si parla praticamente di 20 milioni di risarcimento e di questi è stato proposto di darne 7 milioni a Foresta. Se è chiaro che Foresta si interviene negli ambiti in gestione, in particolar modo nella foresta del Maniere di Paparile e in quella di Usillus, però è stata data la massima disponibilità alle amministrazioni comunali a collaborare per mettere a disposizione i tecnici di Forestas per vedere un po' al momento della redazione dei progetti di contribuire, di dare una mano ai comuni. Si parlava di intervento forestale che dovrebbe essere calibrato con una programmazione, quindi questo decreto legislativo 34/2018 è fondamentale perché parla proprio dello sviluppo di un'impresa forestale. Attualmente in Sardegna operano soltanto 40 imprese forestali. Io ricordo quello che è stato fatto in Catalogna, dove lì è stata fatta un'esenzione fiscale e le imprese forestali pagano solo il 4% di tasse. Probabilmente la politica deve iniziare anche a pensare di intervenire dal punto di vista fiscale. Poi il decreto fissa criteri per la formazione, per l'albo forestale, tra l'altro tra qualche giorno verrà approvato, così è stato detto dalla politica, l'albo forestale della Sardegna, dove sarà possibile dare degli incarichi diretti per gli interventi forestali. Io vi faccio vedere alcune cose che riguardano alcune immagini, in particolar modo cartografiche. Intanto io direi agli operatori di andare alla cartografia 4 che dà un'immagine appunto di quelli che sono l'immagine di massima dell'incendio, dei territori che sono stati interessati. No vabbè, ma va bene anche quella cartografia che hai, sì va bene anche quella che c'è nel schermo. Quindi queste carte sono state elaborate dalla direzione generale da un bravissimo cartografo che è il dottor Vittorio Seu, che ha in pratica prima di tutto descritto l'intensità generale dell'incendio, che era quell'immagine la prima che è stata vista, che è questa, e che dà proprio la dimensione dell'incendio. Si parla appunto, come è stato detto precedentemente, di incendio di sesta generazione, che sono degli incendi vastissimi come dimensioni, in questo caso 21.500 ettari, sono le dimensioni, le estensioni dei comuni più estesi, è come che se fosse stata bruciata tutta l'estensione di Dorgali, che è praticamente il 7° comune, che è esattamente a 21.150 ettari di giurisdizione comunale. La seconda cartina ci descrive un po' i centri urbani che sono stati toccati. Poi la terza cartina invece praticamente ci dà l'indice del territorio che è stato bruciato. La penultima è molto interessante perché le macchie di rosso sono le parti di bosco che sono andate totalmente distrutte, mentre invece, come vedete anche dove è stato percorso l'incendio
l'incendio ha interessato la foresta e il territorio, ci sono delle macchie gialle e delle macchie verdi, cioè sono quelle macchie dove l'intensità del fuoco risulta essere inferiore. Quindi cosa vuol dire? Che una parte delle chiome degli alberi si sono salvate e quindi c'è la possibilità di una ripresa del bosco, anche della singola pianta che è stata toccata dall'incendio. Certo che l'intervento deve essere un intervento diversificato, per esempio nelle parti bruciate bisogna pensare di tagliare le piante di maggior diametro, mentre per quanto riguarda per esempio la macchia, soprattutto dove c'è un'alta incidenza del pascolo, bisogna lasciare la macchia combusta, perché i ricacci risulteranno essere protetti dal pascolo, non solo del domestico ma anche del selvatico. In più l'ultima cartina è quella che riguarda i danni dell'erosione. Come vedete, quello che si diceva precedentemente, con le piogge praticamente ci saranno dei danni, infatti le chiazze marroni determinano le aree dove maggiore risulta essere il rischio del danno o per l'erosione. Quindi effettivamente la situazione risulta essere molto differenziata. Io non sto qui a descrivere la forza che c'è stata da parte del Corpo Forestale in campo e di Forestas, ma se si va praticamente alla quinta fotografia, alla fotografia numero 5, c'è proprio la dimensione soltanto dell'intervento che c'è stato di Forestas, quindi sono stati interessati tutti i servizi territoriali nell'intervento. Però è chiaro che quello che si poteva fare non era molto, considerando che l'incendio non era facilmente domabile, anzi era quasi impossibile domarlo per via della potenza che ha determinato. Inoltre sicuramente c'è un problema anche, come si può dire, di età degli operatori. Forestas ormai ha un'età media di 60 anni, tranne il caso di Oristano dove il personale ha 5 anni in meno. Vi ricordo che i cantieri furono aperti a Oristano soprattutto quando era in carica l'ex assessore Onila nel 2003 con la legge regionale 3, quindi ecco perché risultano essere più giovani gli operatori di Oristano rispetto praticamente a quelli degli altri territori. Comunque Forestas è intervenuto attivamente, nel centro di coordinamento d'ambito. Forestas ha fatto il piano per l'alimentazione dei selvatici, anche se vi ricordo che alimentare i cinghiali è un reato penale e non è facile superare questo tipo di problema. Inoltre abbiamo presentato alla protezione civile, che se ne è fatta carico, i progetti per il ripristino delle aree combuste, nell'attesa che arrivino i finanziamenti che attiva l'articolo 44 della protezione civile, sia per quanto riguarda i comuni che i privati, anche per Forestas. È chiaro che Forestas ha tra i compiti istituzionali quello di collaborare con le amministrazioni comunali, e questo impegno viene ribadito e sicuramente questo avverrà nel centro di coordinamento d'ambito, sotto il coordinamento della protezione civile, che comunque in ogni caso è l'ente che ha, come si può dire, il coordinamento dell'antincendio. Noi come Forestas e anche il Corpo Forestale collaboriamo con la protezione civile. Grazie. Bene, a questo punto diamo la parola al dottor Ugo Tanchis. Ok, va bene. Allora passiamo a questo punto al dottor Maurizio Zucca della Protezione Civile di Oristano. Buongiorno a tutti. Grazie al sindaco di Sedilo, grazie a tutti. Intanto porto i saluti da parte del nostro direttore generale che purtroppo non può essere presente oggi. Sarò brevissimo visto anche l'orario, insomma. Tante cose sono state dette, tante altre se ne direbbero. Però andiamo a esaminare velocemente ciò che è successo. Allora, l'emergenza che c'è stata intanto non è un'emergenza comune. Io ho avuto modo di essere presente dalle prime fasi dell'incendio
sono stato chiamato a Santo Lussurgio alla nostra direzione e c'era una situazione veramente drammatica. Premetto che ovviamente vedevo e capivo tutta la preoccupazione del sindaco, della popolazione. Insomma, c'era il fuoco che aveva già lambito alcune abitazioni e che si vedeva scendere dalla collina. Intanto faceva buio e i mezzi aerei non potevano più intervenire, quindi problemi su problemi. Non c'erano squadre a sufficienza, c'erano i volontari distrutti, hanno partecipato tutti, tutta la cittadinanza, ma anche i paesi limitrofi. La stessa Sedilo ha mandato i suoi volontari a fare uno sgombero, un'evacuazione a Santo Lussurgio, quindi c'era l'operatività di tutti. Le forze in campo erano stremate, vedevo i vigili del fuoco attivissimi, la forestale distrutta. Veramente un incendio che io in vita mia non ho mai visto. Ho visto quello dell'83, ma non è la stessa, ad Ales, ma non è la stessa cosa. Qui è andato nei centri abitati, qui stava lambendo le abitazioni e non si poteva fare granché per spegnerlo. Ecco perché sposo pienamente quanto diceva la dottoressa Giannasi prima sulla prevenzione. È importante fare la prevenzione, è inutile poi dire potevamo mandare un aereo in più, un aereo in meno. Questi incendi non li spegniamo con gli aerei, con 10 aerei, con 12 aerei, con 15 aerei. Quindi bisogna preoccuparsi a monte. Comunque, detto questo, cosa abbiamo fatto noi come protezione civile? Allora, una cosa nuova, è stata citata anche prima, è stata l'apertura del CCA, così come previsto dal nuovo decreto legislativo, il codice della protezione civile. È stato aperto il CCA con le singole funzioni di supporto. Quindi si è pensato in primo luogo all'assistenza alla popolazione, si è cercato di far fronte a quelle che erano le problematiche urgenti, imminenti. Si è cercato di riunire i sindaci e tutti gli enti interessati per cercare di coordinare una situazione di emergenza, almeno nella prima emergenza. Il CCA ovviamente è sempre attivo, adesso stiamo facendo la valutazione dei danni, una valutazione speditiva, per arrivare poi a quello che sarà un piano di ricognizione dove ci sono, insomma, i fondi in teoria che servirebbero per risistemare il territorio. Sicuramente non avremo quei fondi né dalla nazionale né dalla regionale, però cercheremo, perlomeno si cercherà di dare priorità a quelle che sono le opere più urgenti e quelle necessarie per il ripristino del territorio e la messa in sicurezza. Ecco, almeno su quello si interverrà. Tenete conto che finanziare un incendio non capita sovente, forse è capitato solo un'altra volta finanziare i danni di un incendio, perché a differenza delle calamità naturali, l'incendio è un qualcosa che viene per lo più prodotto dall'uomo, quindi l'incendio per partire ha bisogno di essere appiccato. Se noi finanziamo, quindi capite bene che si è resti a finanziare i danni degli incendi, perché se noi finanziamo i danni degli incendi l'anno prossimo ci troviamo più incendi di prima, diventa una candela insostenibile, per cui si va con molta cautela. Però in questo caso realmente ci sono state le condizioni riconosciute sia da un'ordinanza regionale e poi riconosciute anche dall'ordinanza nazionale, quindi c'erano delle condizioni meteorologiche, delle condizioni climatiche, delle condizioni particolari del territorio che hanno fatto sì che questo incendio diventasse veramente devastante. Niente, per non andare troppo oltre, cosa facciamo? Cosa possiamo fare? È stato detto, fondamentale la prevenzione intesa come formazione, diffusione della cultura di protezione civile, quindi pianificazione
noi stiamo cercando di farlo, sono stati creati anche gli uffici territoriali da parte della Protezione Civile, voi appartenete ad Oristano, adesso c'è un gruppo di lavoro al completo e siamo a disposizione delle amministrazioni. Quindi anche per la pianificazione, che è una delle forme di prevenzione principali. Una delle cose a mio parere da fare sono appunto le fasce. Adesso il territorio è bruciato, approfittiamo, abbiamo il territorio bruciato, facciamo fasce laddove non ci sono, facciamo fasce ampie, fasce che possono essere anche gestite. Non lo so come, la politica troverà una soluzione, però devono essere fasce larghe anche oltre 100 metri, fasce che possono essere date agli agricoltori, possono essere coltivate. Però devono esistere, altrimenti noi non riusciremo mai a combattere incendi che si estenderanno su migliaia di ettari, non riusciremo a fermarli. Si parlava di fuoco prescritto, benissimo, ho partecipato io stesso a delle esercitazioni che sono state fatte ad Alghero, diciamo che è una metodologia che è molto più economica anche delle fasce fatte con i mezzi meccanici, che può essere riprodotta annualmente. Se poi c'è la disponibilità dei GAUF, dei gruppi specialistici della forestale, tanto più usufruiamone. Poi vediamo come, vediamo se possono spostarsi nei vari comuni, bisogna farlo in anticipo, però bisogna organizzarlo. Altra cosa, quindi vigilanza, presenza sul territorio, questa è la fase più complessa, perché ovviamente noi non possiamo obbligare la gente a stare sul territorio, quindi lo possiamo preservare solamente facendo prevenzione, pianificazione e fasce. E poi un pochino, bisognerebbe, a mio parere, togliere qualche vincolo, o meglio, semplificare le procedure. Parlavo prima con degli amici anche qua dentro, bisogna semplificare le procedure per consentire la pulizia dei boschi ai privati, perché non è possibile che per inoltrare una pratica di pulizia servano 1000 autorizzazioni e 1000 procedure e non se ne cava piede. Quindi tutti questi cavilli bisogna trovare il modo per eliminarli. Io la chiuderei qui, visto l'ora tarda, ringrazio tutti. È stato davvero un convegno interessante, spero che questa esperienza venga ripetuta anche su altri territori. Complimenti a Sedilo. Si ricorda ancora che ha fatto il sindaco Maurizio? Allora, non so se c'è qualche intervento anche da parte delle persone che sono in platea, oppure diversamente do la parola a Mario che tra le conclusioni finali. L'ora è tarda, non è il caso che mi prolunghi molto, volevo solo dirvi una cosa. Sì, poi il sindaco mi dice che siete tutti invitati a pranzo. Il pranzo si terrà qui vicino alla chiesa e quindi potete avvicinarvi voi. La cosa che volevo dire io è questo: mi avete colpito tutti, avete segnato un punto importante. Però io vi devo dire una cosa dal profondo del cuore. Ho partecipato a tanti convegni, uno dei quali qui qualche anno fa. La sala era gremita, ci sono stati tanti e tanti propositi, siamo arrivati nuovamente al fuoco. Allora, tutte queste parole devono essere seguite dai fatti, perché diversamente sono parole vuote. Noi stiamo qui, perdiamo il tempo, scusate se ve lo dico, sono molto onesto con me stesso. Poi alla mia età posso dire quello che voglio, perché tanto ormai sono anziano, quindi non mi preoccupa più nulla. Ora, secondo me ci vuole il seguito. Sono state dette tante di quelle cose positive, a cominciare dalla scuola. Il mio compito è quello di entrare a scuola. Il sindaco Giambattista Letta ha colpito un punto importante, ricordava benissimo l'idea che a scuola ha imparato qualcosa che poi gli è servito per la vita. I consigli comunali ragazzi sono pronti ad attivarsi. L'esempio più bello è stato quello di Cuglieri, con la ragazzina che ha mobilitato la popolazione, abbiamo fatto una giornata, abbiamo raccolto migliaia e migliaia di bottiglie buttate e lei ha preso a cuore per fare anche altre attività. L'altra cosa che io vi voglio dire è questa: abbiamo messo su come Sardegna Attiva l'operazione Diamo alla terra quello che le abbiamo tolto. Abbiamo già segnalazioni in Sardegna ma anche in continente di circa 2500 piante che non saranno piante di olivi,
verranno destinati alle scuole che poi le daranno ai nonni, le daranno ai piccoli orti, ai piccoli giardini perché possano essere impiantati. Abbiamo da Belvì un'offerta di 250 pianti di castagno che però destineremo tra Sant'Lussurgia e Cugliari perché destinarli qui sarebbe difficile in quanto il castagno non va avanti. Quindi di conseguenza ecco tutto questo. E vi volevo pregare, la protezione civile, tutti quelli che sono in grado di poterlo fare, coinvolgiamo le scuole. Andiamo nelle scuole, cominciamo a sensibilizzare, perché è importante, diversamente è tempo perso, perché noi poi procediamo nell'età, i ragazzi possono prendere atto di tutto questo è il mio augurio e il mio invito. Rivolgiamoci alle scuole, io sono disponibile a prendere contatti, anche con la direzione generale con cui ne abbiamo parlato da poco, affinché questa iniziativa possa essere di sensibilizzazione per tutti. Vi ringrazio infinitamente, ringrazio tutti voi, vi saluta il sindaco Giambattista Letta che dovrà andare via per necessità importanti, ringrazio il sindaco di Sedilo per la fiducia che mi destina sempre e ringrazio tutti voi, grazie infinite.